5 squadroni oggi qua, questo gruppo qua. Guarda, cominciasse una corsa seria questa qua. Io te lo dico, conto molto su di te, che non esagerare adesso. Seccola lì davanti, adesso come scalletta. Il volontario alla festa lì di fondazione gli ha fatto bene. Il volontariato? Sì. Ma stasera da Forte parte per la Sardegna. Come parte per la Sardegna? Ora per arrivare a casa. Ma scusa, uno che fa il volontario alla festa di rifondazione e poi parte per la Sardegna. Magari per Portocervo proprio. Guarda. Sai che lì c'è anche lui, sta trascorrendo un periodo di ferie. Giochi olimpici, volontariato e ovvero sia per confondere le idee. In realtà Secolo è un aristocratico. Gli anni in Sardegna. Porca miseria. Quante strade ci sono qui che vanno dall'altra parte? quella che si fa alle volte noi a Cantagallo. Ma ce n'è anche un'altra. Poi c'è quell'altra che si chiama Madonna Santa. Quella tutta dritta. Che va all'Entula. Da Vigna. Vai a farti friggere. Hai visto quel video amatoriale del ciclista che litiga con un automobilista? No. Ha una videocamera tipo questa, ha ripreso tutta la scena, no? Questo con la macchina, come al solito, ha fatto una manovra un po' pericolosa e gli è stato fatto osservare che non era proprio corretta la situazione, lui si è fermato dopo. E lì hanno cominciato a discutere. Dopodiché il filmato è finito. Non lo so quali sono state le conseguenze reali. Radio Corsa segnala Seccola in fuga. La situazione diventa difficile. Considerando la qualità del fuggitivo, bisogna stare in guardia.